tutti, grazie di essere qui anche oggi per il secondo appuntamento di Politiche di Carta, immagini e manifesti che fecero l'Italia repubblicana. Dopo un primo incontro in cui abbiamo incominciato a conoscere le dinamiche di confronto attraverso le immagini, attraverso i manifesti nelle elezioni del 1946 e 48, anche evidenziando lo scontro che progressivamente si andava definendo tra le forze politiche repubblicane. L'obiettivo di oggi è di aprire, per così dire, lo sguardo e di problematizzare su questioni che direi precedevano quel agone elettorale e in qualche modo lo hanno attraversato e diciamo, ponendo problemi che perdurano tutt'oggi probabilmente. Si tratta cioè di andare ad esaminare come andava definendosi anche attraverso le immagini il processo di nazionalizzazione degli italiani, diciamo così, cioè lo strutturarsi di un sentimento di appartenenza nazionale, di cui le immagini possono essere un riflesso, possono essere talvolta una proiezione, un desiderio, o addirittura tal'altra volta possono mancare decisamente il bersaglio. E per fare questo abbiamo chiamato la voce più autorevole, ecco, nel settore, direi, è Giovanni Belardelli, che è stato professore ordinario all'Università degli Studi di Perugia, con un insegnamento di storia delle dottrine politiche e sistemi politici contemporanei. È stato autore firma del Corriere della Sera, ora del Foglio, ed è studioso che ha aperto, diciamo, temi di ricerca molto vasti e intersecati, spaziando dal pensiero politico di Mazzini al tema dell'ideologia del fascismo, il rapporto tra gli intellettuali e la politica nel XX secolo e con particolare attenzione al fenomeno politico italiano, chiaramente. Giovanni Belardelli è autore di pubblicazioni fondamentali. Io cito semplicemente quelle che, insomma, in questa sede credo possano essere utili a sviluppare quel discorso e che vi consiglio di leggere assolutamente, e che sono certamente Il ventennio degli intellettuali, cultura politica, ideologia nell'Italia fascista, edito dalla Terza nel 2005, ma senza dubbio e soprattutto L'Italia immaginata, questa pubblicazione recente, bellissima, curata dal professore e poi scritta a più mani, L'Italia immaginata, iconografia della nazione dall'antichità a oggi, edita da Marsilio, nel 2019? No, 20, vero? No, perché tengo a dirlo perché ho dovuto scrivere l'introduzione in pieno Covid. Quindi, esatto, nasce, diciamo, nel segno di questa difficoltà consistente, e vi consiglio veramente di leggerlo perché è un libro fondamentale anche per ciò che sentiremo questa sera. Io ringrazio il professore per aver accolto il nostro invito e senz'altro gli cedo la parola. Grazie delle parole di presentazione. Non so se sono il più autorevole nel parlare di questo argomento, però è un argomento a cui sono arrivato così per interesse, per passione, devo dire. E quel libro appena citato che ho curato, L'Italia immaginata, deriva da questa passione, insomma, questo interesse un po' all'atere di altre cose. Allora, ma veniamo a noi. Il titolo è Tra monarchia e repubblica, come vedete qui, la crisi dell'idea di nazione e l'immagine dell'Italia. Tra monarchia e repubblica vuol dire anche, ovviamente, tra fascismo e democrazia. Vuol dire dunque insistere essenzialmente, se non esclusivamente, su guerra e dopoguerra, la crisi italiana del 43-45. Appunto, io articolerò il mio discorso su 3 punti. Nel terzo presenterò delle immagini. Il primo punto è la crisi italiana. La crisi italiana che si produce a partire da che cosa? Ma a partire dal profilarsi della sconfitta nella guerra, a partire
dall'8 settembre, a partire, se l'avete visto, l'hanno visto tutti, se no vedetelo nel film Tutti a casa con Alberto Sordi, per dire poi la rappresentazione nazional-popolare, diciamo così, di quella crisi. Però citerò non Alberto Sordi, ma un personaggio con tutto il rispetto, però sì, allora sì, bisogna sempre tenerlo più vicino, certamente di autorevolezza maggiore. Benedetto Croce, i suoi taccuini di guerra, pubblicati molti anni fa da Adelphi, 15 dicembre 1943. Sono stato sveglio per alcune ore tra le 2 e le 5, sempre fisso nel pensiero che tutto quanto le generazioni italiane avevano da un secolo in qua costruito, politicamente, economicamente e moralmente, è distrutto, irrimediabilmente. Ecco, se si vuole trovare un esempio, ma su tanti sarebbe, di figure, di intellettuali, come Benedetto Croce, certamente non sospetti di simpatia per il fascismo, ma su posizioni appunto nettamente contrarie, ecco, questa è una rappresentazione della finis Italia, della morte della patria, questa qua. È molto nota, almeno fra gli addetti ai lavori, e ne vorrei leggere un'altra che non conosce, credo, quasi nessuno. L'ho trovata un po' per caso. Gabriel Lombardi, giovane ufficiale a Roma nel settembre del 1943. Gabriel Lombardi sarà poi abbastanza noto così, un po' a tutti, me compreso, perché mi ricordo ovviamente il 1974, il referendum sul divorzio. Fu uno di coloro che chiesero il referendum perché voleva abrogare appunto le supposizioni cattolico-conservatrici, la legge sul divorzio. Ma questo è molto prima. 11 settembre, ecco, racconta un piccolo episodio, quasi da nulla, ma non tutti gli episodi sono uguali. Alcuni racchiudono l'essenza e il significato di un momento storico, come forse non tutte le immagini, poi diremo, sono uguali. Al Milite Ignoto, scrive nel suo diario pubblicato nel 1945, che ha questo titolo: Italia, punto esclamativo. Edizione che ho comprato, che ormai si riesce a comprare tutto, di libri vecchi o antichi, ho comprato in rete, che è un libretto sconosciuto. Al Milite Ignoto l'8ª artiglieria di corpo d'armata non può dare il cambio. Sapete tutti, siete stati a Piazza Venezia, avete visto, c'è l'altare della patria, ci sono 2 soldati delle varie armi che si alternano, uno a destra e uno a sinistra del monumento. Telefono al sottotenente P puntato, dovrà rimanere con la guardia altre 24 ore. 12 settembre. Io leggo solo questi riferimenti, poi contiene molto altro di quelle giornate. Gli uomini al Vittoriano non hanno avuto il cambio. Iniziano il 3° giorno di guardia, ininterrotta. Il sottotenente P telefona che non garantisce di poterli trattenere. Lui cerca per telefono di fargli coraggio, dire non potete andare via per ciò che rappresenta il Milite Ignoto. Il Milite Ignoto, per chi non l'avesse presente del tutto, naturalmente rappresenta i 600 e più 1000 morti, soldati morti nella Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto ricorda quella grande manifestazione, la più grande manifestazione di massa fino ad oggi dell'Italia Unita, che fu la traslazione da Aquileia di questa salma a Roma, con il treno che attraversò l'Italia, o meno metà Italia fino a Roma, con folle di persone. Perché? Perché fu un grande rito collettivo della nazione. Quindi quel monumento, e perciò di riflesso la guardia al Milite Ignoto, avevano un altissimo valore simbolico. Lui cerca di spiegarlo per telefono, non ve ne andate, ma quei poveretti di soldati stavano lì senza cambio. 13 settembre, la guardia al Vittoriano non regge più. Dopo 3 giorni e 3 notti, il presidio non è in grado di sostituirla. Viene dato ordine al sottotenente P di liberare. Il Milite Ignoto rimane solo dopo tanti anni. Ecco, credo che questo piccolissimo episodio, il Milite Ignoto, ciò che rappresenta il paese,
la sua unità come poche altre cose, perché un grande momento di lutto collettivo che era stato per l'Italia, quello dei morti della Prima Guerra Mondiale, Milite Ignoto resta solo. Su tutta la questione, chi voglia approfondire cosa successe dopo l'8 settembre, c'è un libro bellissimo, Tutto fatti, devo dire, che fanno rizzare i capelli, di una storica, Elena Garossi, Una nazione allo sbando, e poi sempre ripubblicato dal Mulino, che racconta tutto l'incredibile sfaldamento dell'esercito, incredibile perché ci sono episodi appunto oltre il credibile, che rappresenta lo sfaldarsi delle strutture amministrative e delle istituzioni dello Stato italiano, quel senso che il tutto è perduto per sempre, che avrebbe registrato nel suo diario Benedetto Croce. Poi ci sono state, questo qui oggi ci interessa poco, tutta una serie di polemiche storiografiche a partire appunto da un libro di Ernesto Galli della Loggia sulla morte della patria, e questo che a me pare, avete visto Croce, la testimonianza Il Milite Ignoto resta solo, tante altre testimonianze che si potrebbero produrre, questo che a me pare un fatto è diventato questione di polemica. No? Sono moltissime le testimonianze che vanno tutte in questa direzione. Un'altra testimonianza poco conosciuta o per nulla conosciuta è di due dirigenti, militanti dirigenti comunisti che uscirono dal Partito Comunista nel 1951, quando ci fu dopo la rottura fra Stalin e Tito, Aldo Cucchi e Valdo Magnani, che scrissero un piccolo libro che dice la stessa cosa, raccontando la loro esperienza. Crisi di una generazione si chiama questo libretto. Per la grande massa la voce della patria, della nazione propria, non esisteva più dopo l'8 settembre. Ci si accorge allora che nell'urto ferreo degli stati e delle nazioni un popolo che non è né Stato né nazione come presenza e forza apprezzabile è alla mercé di tutti, degli amici come dei nemici. Sono alcuni flash appunto per darvi il senso di che cos'è stata la crisi italiana del 1943. Con un fatto notissimo, c'è bisogno di insistervi su, con ciò che ha rappresentato la circostanza che la personificazione dell'unità nazionale del paese, il re, lasciò Roma senza indicazioni, c'erano, sapete, immagino, un numero di militari nettamente superiore in quel momento ai tedeschi, l'esercito si sfaldò perché appunto venne lasciato senza ordini. Molti comandi appresero dalla radio il famoso comunicato, la voce del maresciallo Badoglio, quello che era successo. Il re parte, si può anche dire il viaggio, ma forse si può anche dire la fuga del re verso Pescara. Ecco, difficile sottovalutare per l'identificazione fra la monarchia, la formazione dello Stato nazionale nel 1861 e poi la storia successiva del paese, difficile sottovalutare un episodio del genere, no? Dal punto di vista della crisi italiana. Tenete presente che nel referendum istituzionale del 1946 il 60% del voto nel Mezzogiorno, il 60%, dunque una netta maggioranza, è per la monarchia, e comunque sul totale dei voti ci sono solo 2 milioni di scarto fra i 12.700.000 e i 10.700.000 della Repubblica e della monarchia. Che il re avesse dato questa non bella prova di sé, appunto, è un fatto altamente simbolico. Ma poi naturalmente quella crisi, la crisi verticale di ciò che era l'Italia formatasi nel 1861 è data dalla divisione in due del paese, no? Il paese per la prima volta nella sua storia, il paese arrivato all'unità così tardi, all'unificazione così tardi, a differenza di grandi
di altri grandi stati europei, si ritrova diviso in due, occupato da due eserciti stranieri. Questo ci interessa perché dal punto di vista di cui ci occupiamo oggi, la crisi della nazione, e poi come questa crisi, ci arriveremo, si riflette sulla iconografia della nazione stessa. Naturalmente sappiamo tutti che poi, per nostra fortuna, fortuna diciamo, non era nato all'epoca come chi vi parla, tutto questo è stato superato, certo, però tutto questo ha lasciato nella memoria profonda del paese, dell'inconscio collettivo, ci viene da dire, se si potesse definire per bene questo concetto poco definibile, delle tracce, delle cicatrici, ha lasciato soprattutto un modo di porsi nei confronti dello Stato e dello Stato nazionale che è rimasto per certi aspetti permanente. Mi riferisco al fatto che il collasso delle strutture amministrative statali, delle strutture militari, ma non solo, insomma, di tutto l'apparato pubblico dopo l'8 settembre, vede una reazione della popolazione, dei singoli e delle collettività che reagiscono. I militari cercano di sopravvivere, lasciano i loro reparti, le scene che abbiamo visto in tanti film, vanno a cercare nelle case vestiti civili. Ecco, il paese reagisce cercando protezione e sostegno, non più nello Stato che non c'è più, che non dà più fiducia dopo quelle non belle, anzi orribili prove di sé che ha dato, ma cercano sostegno e protezione nei legami familiari, nelle reti elementari di solidarietà, basate sulle relazioni interpersonali, appunto la vedova che dà al soldato sconosciuto che passa i vestiti da civile del marito, i vestiti del marito che non sa che fine abbia fatto, no? Sono queste catene, l'orizzontalità della società italiana che fa premio sulla verticalità del rapporto con le istituzioni dello Stato. Questa verticalità che non c'è più, è come se riapparissero i caratteri profondi dell'antropologia italiana, una capacità di adattamento e sopportazione, disponibilità a prestare soccorso anche agli sconosciuti, la forza dei legami familiari, dei vincoli comunitari di base, queste cose che possiamo considerare caratteristiche dell'essere italiani prima dell'Italia, ecco, riemergono nell'assenza delle strutture dello Stato. Uno storico, il cui nome credo non vi sia noto, è morto ormai da alcuni anni, Giorgio Rumi, ha parlato a proposito della crisi della compagine nazionale successiva all'8 settembre di una società senza Stato che diventa il protagonista. Questa società che va avanti, sa andare avanti, sa reagire, reagisce ma senza lo Stato, capendo che deve fare da sola. Se volete, un po' di questa interpretazione riferita ad anni molto successivi e più vicini a noi, cioè in uno degli schemi interpretativi che a lungo ha usato nei suoi rapporti annuali il Censis, insistendo molto sulle reti familiari, lo sviluppo italiano dovuto appunto all'orizzontalità. E non escludo che questo termine vi sia rimasto in testa appunto dal ricordo dell'uso che ne ha fatto tante volte il Censis. La crisi italiana, appunto, è stato questo, richiamata veramente molto rapidamente. Secondo punto, come questo si ripercuote sui concetti di nazione e di patria. Per i primi anni, questo almeno vari storici hanno scritto, mi sembra convincente, per i primi anni dopo la fine della guerra, nella retorica dei partiti ci sono ancora, forse per forza di inerzia, appunto, i riferimenti a questi temi, che però progressivamente vengono messi ai margini. Si parla di paese, c'è chi addirittura ha
creduto di poter datare che il termine interesse nazionale riemerge solo a metà degli anni 90. Certo, appunto, il paese deve essere tenuto assieme da qualche cosa. Se non è tenuto assieme da un'idea di comunità nazionale, ecco, c'è stato un tentativo di tenerlo assieme con i riferimenti alla Resistenza, che uno storico, Paolo Pezzino, ha chiamato una narrazione sostitutiva. Credendoci fino a un certo punto, anzi credendoci mi pare poco, Paolo Pezzino, per inciso, è stato, mi pare, direttore dell'Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza, l'Istituto Ferruccio Parri, per cui l'essere storico ha fatto premio, diciamo, sulle sue simpatie politiche. La Resistenza come narrazione sostitutiva, questo è testimoniato da che cosa? È testimoniato dal 25 aprile, noi abbiamo visto anche di recente, 20 giorni fa o poco più, le polemiche intorno al 25 aprile, ma diciamo si sono scritti pagine e libri la storia dei 25 aprile italiani, a cominciare dal 25 aprile del 1948. L'anno precedente, a maggio, le sinistre erano state escluse da De Gasperi dal governo, c'era stata la loro sconfitta inaspettata, 18 aprile del 48, inaspettata perché Fronte Popolare, cioè il Partito Comunista e il Partito Socialista alleati, erano convinti di vincere, e da quel 25 aprile cominciano appunto le polemiche molto aspre da una parte e dall'altra, perché i due schieramenti, il governo, i cristiani e i suoi alleati, l'opposizione di sinistra, celebrano il 25 aprile, ma ciascuno celebra il suo di 25 aprile, sostenendo che il suo è l'unico 25 aprile legittimo contro appunto gli avversari. La guerra, in sostanza, lascia in eredità al paese che cosa? Appunto una partitizzazione dell'idea di nazione, come alcuni l'hanno definita. Che cos'è la partitizzazione? È il fatto che spesso l'appartenenza nazionale, sull'appartenenza nazionale fa premio all'appartenenza al proprio partito, che corrisponde, come sapete bene, a due schieramenti internazionali diversi, lo schieramento occidentale e appunto il mondo delle democrazie popolari dell'ex, il mondo sovietico. Non è che i partiti degli inizi dell'età repubblicana non avessero una loro idea di patria, ma avevano un'idea di patria che non era quella degli avversari politici, insomma, no? Ce ne sono almeno due, noi e loro, e questo è un elemento che noi ci siamo portati appresso, forse fino a oggi, ahimè. Perché ahimè? Ci siamo portati fino a oggi, magari è una cosa... No, ahimè, perché vuole dire che un paese ha dei valori comuni che sono sottratti alla competizione politica, no? E invece tutto rientra nella competizione politica, gli avversari politici, come si dice molto spesso, anche negli anni recenti della vita politica del nostro paese, gli avversari politici non sono avversari che vanno battuti alle elezioni, ma sono nemici che vanno in qualche modo cancellati, non considerati parte del proprio paese. Faccio un solo esempio, ho segnato un paio, ma ne faccio solo dalle memorie, questo è un libro credo molto poco conosciuto, le memorie di una donna, insomma, ancora oggi, nonostante l'età piuttosto avanzata, che è abbastanza lucida, anzi senza abbastanza, Luciana Castellina, all'epoca delle elezioni del 1948, giovane militante comunista, poi tra i fondatori del gruppo del Manifesto, eccetera, eccetera, che in un libretto di memorie di qualche anno fa racconta cosa è successo per lei dopo le elezioni del 18 aprile. Avevo perduto in un giorno, cioè quel giorno, 18 aprile, tutti gli amici d'infanzia
e persino i parenti, perché era cresciuto un muro che separava il paese in due mondi, capite? Il muro, quello che noi parliamo, la caduta del muro, 1989, il muro lo abbiamo usato, questa immagine del muro, per tutt'altre cose. Luciana Castellina lo usa per dire ciò che successe dentro il paese, un muro dentro l'Italia. Separava il paese in due mondi che per anni rimasero rigidamente distinti. Il loro, per cui il PC era un fantasma minaccioso, il mio, per cui era un investimento nel futuro, un dovere da compiere, eccetera, eccetera, che ritenevamo ci fosse stato affidato dalla storia. Niente. Dove quello che ci interessa è appunto questa percezione della divisione in due del paese, che potrebbe facilmente essere, negli esempi, replicata anche dall'altra parte, evidentemente, no? Cioè, sono abbastanza ovvio e noto, insomma, che il Partito Comunista apparteneva a un altro mondo che si identificava con coloro che stavano di là dal muro, in modo letterale, di là dalla cortina di ferro, no? Questo segna in profondità, appunto, l'idea di nazione e l'idea di patria che vengono ad essere utilizzati, questi termini sempre di più. Segnando, dicevo, un carattere precipuo della vita politica italiana anche nei decenni successivi, di cui non mi occupo, ma è cosa che conosciamo tutti. Giusto 10 anni fa, mi pare, nel 2014, capitò di scrivere un saggio appunto, su quella che chiamavo, almeno il titolo, forse però non ero il primo a usare questa espressione, la guerra civile fredda, che era berlusconiani e anti-berlusconiani, sottotitolo, la guerra civile fredda della seconda Repubblica. Cioè, appunto, la guerra civile, per fortuna sottolineiamo fredda, vuole dire appunto questa idea appunto, di contrapposizione ultimativa. Qualcuno parlò in quegli anni, non si limitò a criticare, come era giustissimo, insomma, l'avversario politico, ci mancherebbe pure che fosse legittimo, ma di una frattura antropologica, che l'appartenenza a due specie umane diverse, insomma, appunto, chi si riconosceva in Berlusconi, chi non si riconosceva in Berlusconi. Ma questa è una piccola parentesi, ma che serve a dire quanto la delegittimazione da allora in poi sia stato un tratto, e per certi aspetti forse è tuttora un tratto della nostra vita pubblica. Certo, nonostante quello che scriveva Benedetto Croce nella citazione con cui ho iniziato, tutto quello che le generazioni precedenti hanno fatto è finito per sempre, irrimediabilmente. Qualche cosa non è finita irrimediabilmente, cioè l'Italia poi si è tirata su, c'è stata la ricostruzione, c'è stato il benessere come elemento costitutivo della democrazia, non solo in Italia, ma in tutti i paesi europei. È stato un elemento che difficilmente si può sottovalutare. Pensate a quanto in un'Europa in cui la democrazia non era molto piaciuta, e non mi riferisco solo alla Germania e all'Italia tra le due guerre, ma insomma anche ad altri paesi come la Francia, e quanto il consenso, che cosa ha veramente conquistato il consenso dei cittadini dopo il 1945 nell'Europa occidentale al regime democratico? Grandi studi sui benefici della democrazia? Certamente no. Cosa avevano prodotto le dittature degli anni 30? Sì, certo, ma anche un'altra cosa, che nella Costituzione non formale, non quella consegnata una carta scritta, quella che si chiama, i costituzionalisti chiamano la Costituzione materiale di un paese, cioè il funzionamento di fatto del rapporto fra le istituzioni, è stato inserito un altro elemento, il benessere, che è diventato una cosa irrinunciabile. Le democrazie sono state accettate dopo il 1945 da quelli stessi, spesso, che non avevano accettate prima del 1945, perché hanno prodotto delle cose
che tutti abbiamo conosciuto così tanto che le nuove generazioni pensano che siano cose normali, le vacanze, gli elettrodomestici, l'acqua corrente. Adesso mi sono portato qui perché allargava troppo il discorso, i dati sulle case italiane che nel 1950 non avevano l'acqua corrente, non avevano i servizi in casa, il gabinetto, cioè. Tutto questo è arrivato insieme a tutti i beni fantastici di cui siamo tutti molto contenti. Il punto qual è? Perché adesso che c'entra questo? Questo c'entra perché tutto questo, il benessere, è stato, che non è un giudizio che sto inventando io, che ho trovato io purtroppo, scritto in vari, è stato un elemento che si aggiungeva a quella crisi dell'idea di nazione perché è stato un elemento di snazionalizzazione. Non c'è un elemento specificamente nazionale nella società di consumi, anzi si parla abitualmente dell'American Way of Life. Poi certo nella pubblicità, in ciascun paese la pubblicità cerca di dare un aspetto nazionale, insomma, no? alle immagini che devono vendere un prodotto. Sì, però il benessere, inteso come questa panoplia di beni di consumo di cui disponiamo, è un elemento intrinsecamente snazionalizzatore e ha accresciuto inevitabilmente la crisi di quel senso di appartenenza nazionale come rapporto con lo Stato, sensazione di un'unica comunità nazionale, non come senso o consapevolezza del fatto che siamo italiani, che dobbiamo sentire di essere francesi, scusate, è ovvio. Però appunto con quell'idea della orizzontalità, no, di cui parlavo prima, che si afferma, l'idea di una società che non fa, che capisce che deve per andare avanti non fare più conti con uno Stato che si è, diciamo, vulgarmente squagliato. Da ciò tanti difetti di cui continuamente si parla, editoriali dei giornali, i limiti del nostro senso civico, il fatto che insomma, rispettiamo le leggi, sì, però vogliamo vedere se è il caso, alcune sì, altre no, eccetera, eccetera. No? Noto giurista, Sabino Cassese, che è uscito a memoria, diciamo, per gli italiani c'è l'idea che alcune leggi si rispettano, altre no, secondo delle circostanze, ma lui la detta molto, molto meglio di come io adesso me la sto ricordando. Ma veniamo al terzo punto. Dopo la crisi dell'idea di nazione, la crisi vera, 8 settembre 43 seguenti, la crisi dell'idea di nazione, e l'immagine dell'Italia, allora, un piccolo chiarimento, cioè io vengo adesso a questo punto, soltanto come terzo punto, a parlare, mostrare con immagini dell'iconografia nazionale, perché appunto non si può esaminare un'iconografia soltanto a partire dai suoi elementi meramente iconografici, ma bisogna esaminarla a partire dal suo contesto. Faccio un esempio che riguarda anni ben precedenti. Curando quel libro di cui si diceva prima, l'Italia immaginata, siccome ho messo un po' il riflettore sopra quella famosa rappresentazione dell'Italia che è il monumento funebre ad Alfieri di Canova, in Santa Croce di Gerusalemme a Firenze, sono trasecolato perché ho letto tanti che scrivevano famosissimo, certo, però è il contesto. Allora, tutti dei dotti, no, riferimenti a questo e a quello, però almeno per carità, quelli che ho letto io di commenti, si scordavano un dettagliuccio. Il monumento è, avete presente, l'Italia che piange, perché è morto questo suo illustre figlio, certo, però il monumento è inaugurato nel 1810, che ne era di Firenze e della Toscana nel 1810, era stata annessa alla Francia. E quindi cioè, questo mi ha, come dire, se avessi avuto qualche dubbio, mi ha confermato nell'idea che il contesto è decisivo. Appunto, quell'Italia forse piangeva anche perché
Firenze era stata annessa alla Francia. Ma veniamo invece all'immagine dell'Italia negli anni tra monarchia e repubblica. Qui, poi davvero vediamo l'immagine, farei una brevissima distinzione fra immagini calde e immagini fredde. Cosa voglio dire? Con estrema modestia uso questi aggettivi che sono stati usati da ben altre figure intellettuali, a cominciare appunto dalle società calde e le società fredde di Claude Lévi-Strauss e Tristi Tropici, insomma non c'entra nulla. Insomma. Calde e fredde voglio dire che non tutte le immagini sono uguali, anche laddove sembrano uguali dal punto di vista meramente iconografico, della composizione estetica, figurativa, perché a volte riflettono, diciamo, sentimenti collettivi molto forti. Pensate nella Prima Guerra Mondiale. È difficile che certe immagini usatissime, penso non vi sia stato un altro momento, ad oggi almeno, della storia italiana in cui è stata tanto presente l'iconografia femminile dell'Italia, perché per rappresentare la comunità, la madre che chiede il sacrificio ai suoi figli, e un po' tutte le famiglie italiane avevano uno o più di questi figli morti, dispersi, feriti. Cioè, era impossibile trovare qualcuno che non avesse un congiunto, un amico, quindi un coinvolgimento veramente corale di tutto il paese. Quelle sono immagini calde. Ecco, per quello che ho detto prima, dobbiamo pensare che nell'Italia repubblicana queste immagini si sono molto raffreddate. Ci sono, ma progressivamente si raffreddano nel passaggio dal fascismo alla democrazia, dalla monarchia alla repubblica. Il punto di partenza è una presenza significativa dell'iconografia dell'Italia durante il fascismo. Significativa, ma senza raggiungere mai quei livelli che ho appena detto della Prima Guerra Mondiale. Questa è una vignetta di Mario Sironi del 1922, immediatamente successiva alla marcia su Roma, appunto, l'Italia, dice Mussolini, l'Italia turrita, però turrita ma anche lo scudo, quindi è già qualificata anche militarmente, come spesso succede in quegli anni. È una trasformazione che ha subito, che subirà, anzi ripeto, dal 1922, l'Italia negli anni del fascismo, è la sua militarizzazione, cioè spesso allo scudo, dell'annito di Roma, dell'impero che è tornato su Colli Fatali, eccetera, eccetera, che sapete, no? È un'Italia appunto che ha delle fattezze dure. Ho detto all'epoca, i governanti italiani maschi, no? Guardate, questa Italia non è proprio troppo femminile, no? È molto... Sironi, l'Italia corporativa, un mosaico del 1936, poi Sironi con queste sue figure sempre piuttosto schematizzate, robuste, grandi, si presta bene a questa traslazione verso il militare, il forte, il duro dell'Italia negli anni mussoliniani, che però ha un problema, quest'Italia degli anni mussoliniani, cioè che deve competere, deve vedersela, per quanto sia molto presente, deve vedersela con chi? Con lui, il duce, no? Colpito da una vera bulimia iconografica, sa dappertutto, nei giornali luce, i quaderni di scuole, libri di scuole, manifesti, dappertutto c'è il duce, quindi insomma la presenza è sempre minacciata da lui, dal duce, fino al punto, cosa curiosissima, però ve la faccio vedere perché è veramente curiosa, questa è una cartolina per la riproposizione della mostra della rivoluzione fascista, che era stata nel 1932 per il decennale, nel 1942 per il ventennale. Non ha più
la struttura modernistica che gli aveva dato Sironi nel 1932. Adesso siamo in pieno stile romano imperiale, ma questo non ci interessa. Ci interessa che c'è Mussolini qua, che è un'Italia-Roma, però ha le fattezze, cioè, mi pare abbastanza evidente, del Duce, diciamo, così sottoposto a una transizione di genere, diremmo oggi, però è inequivocabilmente questo. Io trovo curiosissimo che sia stata stampata questa cartolina da Gino Boccasile, che era notissimo illustratore, era l'autore delle copertine della Signorina Grandi Firme, che era un giornale femminile dell'epoca, con tutte queste signorine molto sinuose e ammiccanti, che peraltro corrispondevano e non corrispondevano al modello della sposa esemplare del regime. Trovo stupefacente che questa, dato anche l'argomento, la mostra della rivoluzione fascista, sia stata autorizzata, però così è. L'immagine, però, questa transizione verso la durezza militare è poi confermata da una molto diffusa serie di francobolli, che è questa, la serie imperiale, che vedete a sinistra con i fasci vittori, dal 29 al 45, poi fra il 45 e il 46 i francobolli bisogna continuare a stamparli, si via i fasci vittori e continua a circolare nell'Italia dopo il 25 aprile. La cosa interessante è che l'autore di questa famosa serie di francobolli, ce ne sono altri valori, ce ne sono vari di valori con l'Italia, quello con Giulio Cesare di profilo, è Paolo Paschetto, il quale Paolo Paschetto, a dire, per questo ci tengo a sottolineare questo dato, comunque le cose sono sempre più complesse, le cesure portano sempre con sé delle continuità, è l'autore dell'emblema noto, credo, della Repubblica Italiana, la stella dentro una ruota dentata con i rami, con i quercioli di allora, no? Sempre a proposito di continuità, questa è un'Italia che troviamo nel 1945 nella serie democratica. Vedete, c'è un tronco spezzato che comincia, no, a mostrare i suoi nuovi virgulti e dietro, guardate che cosa curiosa, non c'è la raffigurazione dell'Italia, se qualcuno di voi lo riconosce, insomma, la riconosce, è la Dea Roma, quella Dea Roma che sta ai piedi del monumento a Vittorio Emanuele II, appunto, all'altare della patria. Non c'è l'Italia turrita. Per trovare una significativa rappresentazione dell'Italia turrita, che certamente era notissima a tutti gli italiani, almeno a quelli che erano in età di voto, è questa, la scheda elettorale del referendum del 2 giugno 1946. Qui la cosa è abbastanza curiosa, perché? Perché si trattava di stabilire cosa ci mettiamo nella scheda. Cioè, già così, prima che io vi racconto brevemente come si arriva a questa scheda, penso vi risulterà chiaro che qui c'è qualche cosa che non quadra. Diciamo, l'immagine popolarmente diffusa, nota a tutti, cos'è questa Italia turrita? L'Italia, no? Ovvio, rappresenta la Repubblica. Ops. No? Capite che a proposito della partecipazzazione dell'idea di nazione, questo crea un problema, infatti creò un problema. Se ne discusse il 28 marzo 1946 al Consiglio dei Ministri. Adesso non ci interessa chi disse che cosa, alla fine si decise nella delibera del Consiglio dei Ministri che la Repubblica sarebbe stata rappresentata da una testa turrita di donna. La testa turrita di donna non vuol dire niente. Cioè, che vuol dire la testa turrita di donna? Una donna col cappello? No, c'è la testa turrita.
Perché non si poteva dire la Repubblica è rappresentata dall'Italia turrita, che la monarchia da cosa è rappresentata? Allora, da una non Italia? Perché il problema era questo, che non si potevano stabilire, utilizzare dei simboli tradizionali della Repubblica come istituzione, simbolo, il berretto frigio, usato dalle Marianne in Francia, non si poteva fare per la democrazia cristiana, non poteva di caspita accettare, era troppo qualificato, diciamo così, a sinistra. L'edera, che Gian Mazzini aveva scelto come simbolo repubblicano per la giovane Italia, però anche questo era un simbolo troppo politicamente qualificato per uno schieramento del quale faceva parte anche la democrazia cristiana. E allora si scrisse testa torrita di donna nella delibera, poi sul verbale, naturalmente, siccome non erano impazziti, dissero tutti che la Repubblica è rappresentata dall'Italia turrita, perché si poteva sentire testa torrita di donna, una evidente sciocchezza. Ci furono poi, allora, all'inizio era la corona, la corona soltanto, sono una corona, e l'Italia turrita. Ci furono nei giorni successivi delle polemiche, ci fu che notò questa cosa, cioè, si può mettere da una parte la corona e dall'altra l'Italia, che sistema è? E allora alla fine si optò, i monarchici chiesero che venisse introdotto anche lo scudo di Savoia e si cercò di, come si dice volgarmente, un po' di mettere una pezza a questo problema che comunque restava. La Repubblica e l'Italia, la monarchia non si sa, ecco, esplicito un po' volgarmente la cosa, mettendo nel fondo, come vedete, il profilo della penisola italiana, quindi a rendere meno simili e meno in conflitto i due simboli. Il problema però naturalmente non restava, perché di fatto la Repubblica si era appropriata, sia pure magari per difficoltà di trovare un simbolo intrinsecamente repubblicano, non potendo avere quella soluzione facile della monarchia, la corona, lo scudo sabaudo, la Repubblica, no? E forse, ho accennato prima al caso di Paolo Paschetto che disegna il simbolo, l'emblema della Repubblica Italiana, un emblema fatto tutto di oggetti. Non c'è Italia turrita, sia pure a tutti nota come simbolo della Repubblica, perché immagino una mia legittima illazione, anzi della mia collega che ha scritto il saggio su questa faccenda, che non si poteva proporre, cioè, ha vinto la Repubblica e quindi prendiamo il simbolo della scheda e diventa il simbolo della Repubblica d'Italia. Non si può fare, quegli altri 10.700.000 che non sono così tanti in meno dei 12.700.000 che hanno vinto, dove li mettiamo, sembrava quasi, poi sarebbe parso che la Repubblica accoglieva solo i vincitori del referendum del 2 giugno e non anche i perdenti. Questa vicenda mi sembra un po' sintetizzare il fatto che l'Italia turrita, questa caratteristica rappresentazione che era stata codificata nel 1603 nella seconda edizione dell'Iconologia di Cesare Ripa, proprio così, con la testa cinta di una corona di mura e torri, la stella, il famoso stellone che stava sopra, e alcuni altri simboli, la cornucopia, eccetera, eccetera, non è più un simbolo unitario, è un simbolo che diventa problematico. Ripeto, diventa problematico quello che non era un simbolo specificamente italiano, quello della donna con questa particolare corona di mura e torri, perché è un simbolo antico, classico, che risale all'antichità greca e latina, che si ritrova nel caso di altri paesi, di altre città, fuori d'Italia. Però solo in Italia, la figura di donna con questo tipo di corona
diventa rappresentativo e riconoscibile da tutti nel corso del tempo, che ormai era così, dopo il 1945, come la donna che rappresenta il proprio paese. No? Forse perché, ipotizzo, noi siamo per la nostra storia, i comuni, insomma, paese delle 100 città, secondo la celebre definizione di Carlo Cattaneo, appunto noi ce ne abbiamo veramente tutti questi centri con tutte queste mura, sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi forse perché racchiudeva davvero più di altri paesi un elemento profondo, della storia profonda di questo paese. Però il fatto sta che non è più un simbolo unitario, viene speso non tantissimo per la verità, però viene speso come simbolo di parte. Cioè l'Italia, noi siamo l'Italia, quasi esplicitando ed esaltando l'equivoco implicito nella scheda del referendum del 46, noi siamo l'Italia contro voi che non siete l'Italia, che siete fuori dall'Italia. Questa è una copertina del giornale satirico Il Travaso, che c'è l'Italia, non si riesce a leggere, credo, però vedete in basso questi due signori sono uno Togliatti e uno Nenni, c'è l'Italia crocifissa, che però non è neanche, diciamo così, contenta di questo. Cioè, se qualcuno, più o meno dice nella leggenda, cioè se qualcuno mi togliesse questi chiodi che mi hanno messo inchiodandomi a questa croce, che è naturalmente il simbolo della democrazia cristiana, quindi non è contenta né degli uni né degli altri. Questa è una lista, forse ve l'avrà fatta vedere, la pubblica anche lui nel suo libro Novelli, è probabile. Voto a Blocco Nazionale, che era nelle elezioni del 18 aprile 48, una lista che raggruppava i liberali e l'uomo qualunque. Vedete questa Italia che è stata crocifissa da un coltello, che è quello del Fronte Popolare, socialisti e comunisti. E già questo ci suggerisce che l'Italia è usata come simbolo, più che simbolo politico, più che come iconologia del paese, come rappresentazione del paese, come simbolo come arma di polemica politica, soprattutto a destra. E si distinse in questo, in un uso continuo, un scrittore e illustratore molto noto, Giovannino Guareschi. Guareschi per anni e anni usa sempre queste immagini dell'Italia per rappresentare qualche cosa. E qui c'è qualche cosa che è rimasto nell'uso, per quel probabilmente poco che ce n'è fino ai giorni nostri, per rappresentare, ecco, non tanto come qui vedete nel Blocco Nazionale, nella polemica politica noi contro loro, ma sto anticipando questo tema appunto dell'antipolitica che è negli anni nostri e non quello di Guareschi, l'Italia che è oppressa dai partiti, l'Italia che guarda sconcertata, il sistema politico criticato in blocco, non a caso in questo si c'entra anche la lista del Blocco Nazionale, forse quell'elemento che comunemente viene chiamato, definito di tipo qualunquistico. Qui ce ne sono un paio di illustrazioni, a ognuno la sua croce, c'è questa Italia che fatica a portare da un anno all'altro questa pare pesantissima, vedete questa bandiera di acciaio, no? CLN, questo fastidio non era realmente Guareschi, non era un nostalgico di Salò del passato regime, ma era insofferente verso l'Italia dei partiti, del CLN, della resistenza. La sua Italia, adesso ci sono solo un paio di illustrazioni, ma sono moltissime quelle che se ne potrebbero produrre, guarda, vedete, osteria di Montecitorio, vedete il movimento un po' qualunquistico, appunto, no? Poi la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista che bevono alla faccia appunto del paese, il paese sta sempre di qua e guarda sconcertato la politica. È un'Italia contro i partiti. Se vogliamo riprendere quell'immagine che dicevo all'inizio, l'Italia
degli italiani, l'orizzontalità contro il mondo della politica, no? È un'Italia malmessa, sofferente per colpa dei partiti. Non è l'unica Italia possibile, però diciamo è l'Italia prevalente, è questa, anche perché praticamente in ogni numero di canti c'è un'immagine di Guareschi che sempre si riferisce, con qualunque cosa debba polemizzare, usa un'immagine dell'Italia turrita. Non è l'unica immagine, ne esiste qualcuna anche, è possibile trovarla con una qualificazione di sinistra. Questa Carlo Levi, un quotidiano che allora esisteva nel 1947, che si chiamava l'Italia socialista, cioè l'Italia che dorme, e appunto qui presumibilmente abbiamo a destra De Gasperi, a sinistra Togliatti, Guelfi e Ghibellini, cioè l'Italia che soffre, che sogna, che pensa appunto che si stanno riproducendo le fratture antiche che hanno caratterizzato il nostro paese. Con un'eccezione, direi, molto forte, ma molto anche momentanea, significativa, che è per quel grande ed evocativo avvenimento che avviene nel 1954 con il ritorno di Trieste all'Italia. Qui vedete appunto Trieste, Italia che si abbracciano. Direi appunto che comunque confermerei la presenza limitata di questa rappresentazione femminile della nazione, tant'è che in Italia 61, l'esposizione per il centenario dell'unità che si tiene a Torino, non c'è nessun tipo di raffigurazione di questo genere. Perché? Ma per quello che dicevo prima, all'Italia del 61 stiamo nel bel mezzo del cosiddetto boom economico, finalmente è arrivato il benessere, è arrivata tutta quella cosa che ricordavo prima, quindi l'Italia a un secolo dalla sua nascita si qualifica e mostra che cosa? Ma mostra l'industria, la modernizzazione, gli elettrodomestici, la modernità tecnico-industriale. Questo qualifica l'Italia nel 1961. Naturalmente come identificazione elementare, l'immagine dell'Italia turrita continua a essere per tutti l'Italia, tanto che sopravvive nelle monete, nei francobolli naturalmente in questo che avrete presumibilmente usato qualche volta quando ancora si scrivevano le lettere con il francobollo, perché questa è la serie siracusana che ha alcune minime modifiche di colore, insomma, e grafiche, è andata avanti per 35 anni, dal 1953 al 1988. Direi che la sopravvivenza principale dell'immagine dell'Italia, secondo la sua canonizzazione di Cesare Viva, cioè la donna con la testa cinta di una corona di mura e torri, la troviamo e la continuiamo a trovare nella satira. In particolare, credo di non sbagliare se mi riferisco alla ormai molto anziano, ma sempre molto presente, illustratore, vignettista del Corriere della Sera, che è Emilio Giannelli. Qui ce ne sono due di esempi. Ecco, da una parte c'è appunto l'Italia, quello è il terremoto dell'Aquila, e dall'altra c'è appunto il governo cosiddetto giallo-verde, in cui l'Italia ritorna a questo elemento, diciamo, guareschiano di Giovannino Guareschi, che è l'Italia che è strattonata dai partiti, non sta né a destra né a sinistra, sta in mezzo o sta fuori, diciamo. Questo è l'elemento. Giannelli direi che è quello che la utilizza di più, ma se ne trovano un po' tutti forse i
i vignettizio. Questo è quello che è rimasto. C'è un quesito con cui veramente chiudo. Naturalmente questa crisi, non sto a ripetere perché a mio avviso c'è questa crisi, questo appannamento, se volete, di questa tradizionale antica iconografia. Abbiamo parlato della crisi del sentimento nazionale. Do per scontato la trasformazione, le enormi trasformazioni della comunicazione pubblica, politica e pubblica in generale, la TV, il cinema, che ha cambiato tutto, ha cambiato il mondo visivo e l'immaginario degli italiani, evidentemente. Ecco, ci si può chiedere, qualcuno ha ipotizzato, va bene, ma in questo nuovo mondo, che poi è un po' il mondo che nasce negli stessi anni, la televisione arriva nel 1954, insomma, che è il mondo del benessere, della nuova società moderna. Non bisogna allora cercare l'iconografia dell'Italia, per esempio, in certe attrici tipicamente italiane, tipo Sofia Loren, Gina Lollobrigida, la Marisa Allasio, che ebbe una rapidissima carriera a partire quasi quasi a finire con Poveri ma belli 1957, che io mi sono rivisto per l'occasione. È vero che lei a un certo punto verso la fine bacia Renato Salvatori, e Renato Salvatori dopo il bacio dice una battuta che oggi fa ridere, forse faceva ridere anche allora, ma allora forse era più plausibile. Cioè, quando mi baci sento l'inno di Mameli. Però da qui a vedere in Marisa Allasio l'iconografia dell'Italia, secondo me ce ne corre. Cioè esiste una specificità dell'iconografia femminile, anche delle attrici italiane, è evidente. Questo è evidente. C'è uno storico inglese che si è occupato di questo con un libro qualche anno fa pubblicato dalla Terza, adesso mi sfugge il titolo. Lo storico è Stephen Gundel, che ha cercato di descrivere questa femminilità italiana, la bellezza, le radici e la storia della bellezza italiana. Però io penso che l'iconografia della nazione sia un'altra cosa. Esistono dei modelli di bellezza specificamente italiani, sì, esiste una presenza, come era esistita in altri periodi della storia italiana, dell'iconografia femminile della nazione, l'Italia turrita, o magari anche l'Italia senza corona di torri, ma con altri attributi chiaramente che le identificano come la comunità nazionale. A me pare di no, per i motivi che ho cercato appunto di sintetizzarvi. Quindi, mi fermo, grazie. Grazie professore, bellissimo, ricchissimo questo percorso e credo che insomma abbia aperto molti spunti di riflessione anche per via di questa lunga introduzione storica che è necessaria appunto a far parlare le immagini nel modo adeguato. Non so se qualcuno di voi abbia delle domande, degli interventi da fare, siamo liberi, ecco, di condividere, credo, qualche minuto assieme. Sì. Se posso, volevo sottolineare due dei punti che il professore ha all'inizio illustrato, che riguardano la divisione dell'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e la orizzontalità come mezzo di sopravvivenza. Anche partendo dal discorso della figura del re, non era costume da parte delle personalità in vista andare dai parenti quando si sentivano in pericolo. Cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale, anche re Olaf di Norvegia, il principe Olaf di Norvegia, non si è dato vertigino verso in Inghilterra, e molte personalità in vista, in occasione appunto in vista del pericolo, se ne sono andate da amici e parenti. Questa
era una considerazione indipendente. E la seconda cosa, per quanto riguarda la divisione, la Francia, divisa in due col governo di Vichy, di Pétain e l'altra parte, insomma, era lì. Forse un po' più strutturata dell'Italia, però era divisa in due anch'essa, cioè era divisa in due in maniera molto più, diciamo, molto più difficile da dire, secondo il mio punto di vista. Ecco, queste due riflessioni mi hanno un po' impegnata, la divisione e l'orizzontalità. Sì, allora, adesso non sono sicuro se ho ben interpretato, vediamo la sua osservazione sul re. Se vuole dire, ma alla fine il re non era così, e io penso che fosse così scandaloso e di per sé il re, che era il garante, oltretutto, della firma dell'armistizio, evitasse, diciamo così, di farsene passare. Il punto non è questo, il punto è che è la conduzione di tutta la vicenda politico-militare dell'armistizio, cioè il re e a cascata i vertici militari hanno, per dirla in termini, ma neanche semplificati, letterali, hanno cercato di fare i furbi. Diciamo, è abbastanza dimostrato che fino all'ultimo il re, Badoglio, i vertici militari tutti hanno cercato di vedere, vediamo un po' che succede con lo sbarco degli americani, perché se loro arrivano in forze e spingono i tedeschi al nord, cioè si attua quel piano che avevano i tedeschi e in cui si sperava, cioè arrivano gli americani, i tedeschi si ritirano verso il nord, bene, ma se non succede, poi è successo, insomma, no? E si blocca l'avanzata, noi denunciamo l'armistizio. Noi siamo un paese che, avendo fatto la guerra, avendola persa, abbiamo cercato di fare i furbi. Questo è quello che diciamo, si legge poco, e guardate, io se vi posso consigliare una lettura è veramente quel libro che è tutto documenti di Elena Garossi. Cioè, che cosa è successo? È stato lasciato, diciamo, Roma è stata lasciata senza ordini, ma non senza ordini. I vertici della Marina, dell'Aeronautica, dell'Esercito non sono stati informati, che noi avevamo firmato l'armistizio. Si erano convinti, i pochi che lo sapevano, che verso il 12-13 settembre sarebbe stato reso noto, ma chi gliel'aveva detto? Alla fine hanno provato addirittura a dire al generale Eisenhower: se voi non, allora noi. La risposta fu tale: non vi azzardate. Ci fu la famosa richiesta, no, dello sbarco aviotrasportato, no? C'era l'accordo per cui gli americani avrebbero appunto paracadutato delle truppe a nord di Roma per favorire quella difesa di Roma che loro pensavano si stesse preparando. Non si poteva preparare perché nessuno era stato informato del fatto che era stato firmato l'armistizio. E arrivò, non mi ricordo quale altro ufficiale americano, o forse inglese, ma insomma, arrivò la notte, arriva il 7 ottobre, infatti, dice, il maresciallo Badoglio sta dormendo, va bene, svegliate. E qui, diciamo così, io conosco Elena Garossi, che è persona non dotata di il senso dell'umorismo, secondo me, ma qui scrive in questo libro una battuta micidiale ai danni di Badoglio, perché dice: per la seconda volta nella storia d'Italia il maresciallo Badoglio si trovò ad avere in mano, diciamo così, le carte
dalla situazione e dormiva. La prima volta era quando lui era responsabile dell'artiglieria che doveva, appunto, avrebbe dovuto, ma non fece nulla, insomma, tentare di bloccare lo sfondamento a Caporetto da parte dei tedeschi, degli austriaci, no? Come sapete, nel 1917. La seconda volta era questa qui, cioè per la seconda volta, nel momento decisivo della storia d'Italia, il maresciallo Badoglio dormiva. Il problema è questo, cioè non è il fatto che il re salvasse la sua persona. Il re prende Umberto e gli dice: caro, tu sei l'erede al trono, quindi tu rimani qui. E che faccio, papà? Tu combatti contro i tedeschi, che poi insomma, c'è una netta superiorità militare italiana in questo momento, quindi non è neanche detto che ci vada male. Dice: papà, ma se muori, diventi un eroe. Ma uno non può pensare che va via, lascia il paese senza ordini, precisamente per il fatto che una parte consistente del paese, ho citato prima il 60% del mezzogiorno, che dopo tutto questo vota comunque per la monarchia, senza ordini, perché il re rappresenta l'unità nazionale. E io, guardate, non trovo fatto, conosco pure qualche vecchio collega che si definisce monarchico, mi sembra un po' ridicolo oggi, ma insomma non ho nulla in particolare, diciamo, contro. Ci sono monarchie che funzionano, guardate quello che è successo in Inghilterra, morte della regina Elisabetta, insomma, e possono funzionare, e non è del tutto priva di giustificazioni la giustificazione della monarchia che in passato, per esempio di fronte al referendum, diede qualcuno dicendo: ma in un paese pieno di divisioni, appunto nel paese dei Guelfi e dei Ghibellini, avere una persona che sta sopra, sottratta alla competizione, allo scontro, è una cosa positiva, raffredda, giustissimo, ma allora questa persona deve fare il re. Però c'è stato un grosso errore di comunicazione. No, signora, vi assicuro. Non c'è stato nessun errore di comunicazione. Non ha dato le comunicazioni. No, signora, abbia pazienza, mi permetta. Qualche libruccio l'ho letto sull'argomento, mi permetta. Non c'è stato nessun errore di comunicazione. È stato fatto di tutto per tenere il segreto, correndo anche un rischio, questo sì. Non erano stati avvertiti i posti di blocco sulla via per Pescara. La fuga per Pescara poteva finire malissimo, perché hanno trovato i posti di blocco tedeschi, perché per paura, è stata la paura. Cioè il re, i vertici militari sono stati guidati da una stella, che era la paura dei tedeschi, che era indubbiamente reale. Se ci pigliano i tedeschi ci ammazzano. Questo è stato, non c'è stato nessun errore, quella comunicazione è stata sistematicamente evitata, nessuno deve sapere. La seconda questione, guardi, la Francia, la cosa della Francia adesso è tutto diverso, certo, la Francia è esattamente il contrario dell'Italia, cioè la Francia, certo è ovvio che c'è stata una spaccatura del paese, c'è stata la Francia di Vichy, però attraverso tutta una serie di cose che sappiamo, insomma, la Francia poi è riuscita, diciamo, nonostante Vichy, e con una reinterpretazione di Vichy in cui si sottovalutava la spaccatura vera del paese, Vichy era il prodotto falso degli occupanti, la Francia vera è una sola, non erano due. La Francia vera è quella di De Gaulle. Poi ci sono i collaborazionisti, poi dopo, c'è voluto negli anni '80 uno storico americano che ha scritto il primo libro importante sulla Francia di Vichy per correggere questa interpretazione. E poi la dimostrazione che la storia francese è del tutto contraria, il contrario, perché la Francia comunque questa spaccatura ce l'ha avuta, ma poi se avete assistito, vi è capitato in passato a questi scontri dialettici fra i due candidati per le presidenziali, ciascuno parla, no, perché dice la France, cioè è fuori discussione, tutte e due parlano dello stesso paese, della stessa Francia. Dopo il 43-45 chi parla dell'Italia parla della mia Italia, dice tu no, la tua non è l'Italia perché ha servito agli americani, ha servito e quant'altro, quindi mi sembra proprio la Francia essere molto diversa. Bene. C'è qualche... Sì, prego.
Sì, sempre a proposito di questa orizzontalità e verticalità, la divisione del muro che sopravviva. Il ruolo della Chiesa, mi pare di non essere tutto del mondo di Varese. Sono anche arrivati in ritardo. Sì, c'era un punticino che ho saltato per guadagnare tempo. No, è giustissimo questo. Allora, quello che avrei detto è questo, avrei fatto proprio riferimento al 19 luglio 43. Prima ancora dell'8 settembre c'è questo fatto che è il bombardamento a San Lorenzo a Roma che provocò parecchi morti. E è stato raccontato da un testimone che poi era abbastanza noto e non sospetto, credo, di simpatie, diciamo così, filovaticane, che è Rosario Bentivegna, che era, cioè, avrà avuto 20 anni, il ragazzo che trasportava il carrettino con dentro la bomba al via Rasella, giovane militante comunista, che in un suo libro di memoria ha raccontato come il re andò a San Lorenzo e si prese i fischi della popolazione e arrivò invece il Papa e venne accolto. Questo è un fatto abbastanza significativo perché? Perché nello sfasciarsi delle strutture dello Stato, diciamo così, è come se si capovolgesse in un paese che era nato, non è né bene né male, ma così sono andate le cose, non potevano che andare così, era nato contro la Chiesa, c'era voluto parecchio tempo per risolvere la questione romana, 1929, in qualche modo la situazione si capovolgette. Il rappresentante massimo dello Stato italiano, il re, viene fischiato e invece viene applaudito e accolto benevolmente il Papa. E questo in qualche modo prelude all'Italia del dopoguerra, all'Italia fine anni 40, primi anni 50, all'Italia di Pio XII, all'idea di Pio XII di una ricristianizzazione dell'Italia, che poi non ci sarebbe stata per tanti motivi, incluso quel benessere di cui parlavamo prima, che è stato un elemento di snazionalizzazione, ma anche di secolarizzazione o anche di vera e propria scristianizzazione. No? Quindi c'è il peso della Chiesa, naturalmente, viene portato, cioè sale, perché quello delle istituzioni dello Stato scende. Quindi l'unica cosa che rimane in piedi, oltretutto potendo vantare una storia pregressa, qualche peso è la Chiesa, cioè si disgregano le strutture dello Stato e l'orizzonte noto spesso trovano in alcune realtà dove vengono nascosti vari antifascisti, compreso Nenni, ci andavamo prima, no? che trovano invece queste reti di solidarietà un appoggio della struttura, diciamo così, di base della Chiesa. Quindi questo molto significativo di quello che succede allo Stato. C'è anche un'azione ben organizzata, pianificata da parte della Chiesa, non è il popolo che accoglie la Chiesa o guarda la Chiesa come l'esempio a cui, come dire, aggrapparsi di fronte alle istituzioni di condanna, ma la Chiesa ha avuto un ruolo, come dire, da parte sua, un ruolo perché questo succedesse. Sì, ma dipende. Qui mi ricordo benissimo certo. l'azione dell'azione cattolica, ripeto la parola, non è l'influenza. Però dipende di che cosa stiamo. È iniziato il dopoguerra. Dipende di. 50, Certo, cioè, il problema è bisogna sempre mettere a fuoco ciò di cui stiamo parlando. Allora, se parliamo degli anni 43 e seguenti, parliamo sì di un'indicazione, qui c'è poi una letteratura, una polemica sterminata che è quella appunto sui silenzi di Pio XII, no? Diciamo, molto complicata anche perché ci sono, diciamo così, posizioni estreme e estremistiche da entrambe le parti. C'è uno storico americano che ha scritto un libro, il titolo che non si può sentire, Il Papa di Hitler. D'altra parte, quell'opera di
soccorso della Chiesa è un'opera di soccorso delle strutture di base della Chiesa, appunto quello fatto a Roma e non solo a Roma, di nascondere chi era ricercato, di nascondere i ebrei. E si sono sacrificati al posto di... Sì, però adesso, insomma, è un po' difficile fare. Servirebbe Sì, un'altra sessione su altri temi. Assoluto rilievo, diciamo così. No, io direi che ci salutiamo, no? Richiamerei alla questione delle immagini, perché poi la grande cornice dentro cui si situa tutto questo percorso, e mi colpisce moltissimo vedere esaurirsi la capacità allegorica del nostro paese, perché quando si vede scomparire, no, l'allegoria dell'Italia è anche perché la cultura visuale effettivamente è diventata realista in un certo senso, cioè c'è una svolta complessiva che ha fatto perdere lo spessore, no, dell'allegoria. C'è il simbolo politico, ma la nostra Italia scompare. Io ringrazio il professor Giovanni Belardelli, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Il prossimo appuntamento sarà il 17 maggio con il tema delle donne, dall'aiuto delle donne. Spero di rivedervi ancora, ecco, e vi auguro una buona serata. Grazie. E questo. Allora, di fatto io ho una chiavetta qui, vediamo un attimo di espellere, e così sì. Credo che si possa. Sì. Qui noi abbiamo conservato la presentazione per, diciamo, il montaggio del video. Ah, sì, benissimo. Quindi è serve soltanto per quello. Disconnettino, spegni perché adesso si il signore poi Nietzsche aveva avuto una carta, lasciava il figlio. Chi vinceva? Toccava l'archia naturalmente. Veramente cambiava la storia d'Italia. loro si no, allora era impressionante quella immagine sulle pentonate della rivoluzione fascista, la scultura è una roba tipo la no, Io non so come abbia comunque non mi viene in mente. e Boccassino era uno di quelli si Cioè, allineato, come gliel'abbiano fatta passare. E invece c'era ancora quella di quando faceva riferimento a Castellino. Mi viene in mente, no, l'uso del fronte popolare che usa Garibaldi. Allora era, cioè, quando diceva il partito comunista, il partito, un'altra cosa, no? Il ricorso a Garibaldi poteva essere stato quel volto, diciamo così, più riconoscibile, perché Garibaldi era stato
le formazioni partigiane comuniste che erano garibaldine. Uso già del tempo. C'è durante la guerra una forte appropriazione da parte comunista di tutti i simboli e nomi di questo movimento, cioè precisamente perché il partito ha questo ente nel bianco che enfatizza, diciamo, l'elemento tipo nazionale e militare, quindi loro arrivano a quel movimento che hanno già fatto con fortissimo. Che però pure durante il fascismo c'era stato un utilizzo, no? Cioè, del risorgimento, e del Garibaldi stesso. Adesso, Io non sono simpatico ai mazziniani perché ero studioso di Mazzini. Non è che sono mazziniani, enorme storia della storia, loro il fascismo si appropriò, ma tutti si appropriano del diritto che Mazzini è morto nel 1972, certamente non aveva l'opportunità 50 anni dopo sulla marcia su Roma. Poi invece è interessante perché ha diversi usi, anche per elementi di ambiguità e altri. Poi si appropria alcune cose e le altre fa finta di non vedere, cioè l'idea della salvezza dal popolo. una bandiera nera. Io ricordo di aver i funerali di Giorgio Lamalfi e c'erano a via del Corso bandiere infinite nere. E non erano bandiere di lutto, cioè era proprio le lezioni. No, perché un po' sono Mazzini in camicia nera, però cioè, non si è mai scritto tanto, uscire. Ottaio era una mazziniana, Balbo fa le tesi di laurea sui doveri dell'uomo di Mazzini, Grandi nasce con i mazziniani romani, cioè questa è la... Sa questo passaggio non ha fatto a Sironi, quindi ai tratti un po' duri Sironi. Ricordo di aver letto nei diari di quello che poi un po' spermondatore, insomma. Sì, Sì, e c'è una canzone di Sironi che era stato in qualche modo accusato da alcuni mangerati fascisti, insomma, che i suoi volti, le sue fisionomie erano, ricordavano il tipo dell'ebreo, no? Eccetera. Allora lui se ne lamentava con Dani, però vabbè, lì era onorevole, diciamo, quasi scusando, dicendo no, io assolutamente poi a che fare, però insomma era interessante come quelle fisionomie, oppure insomma un quadro anche ideologico, scoperta dalla cultura umana, eccetera, eccetera, fossero, destassero qualche sospetto, diciamo così. E qui poi vedete l'immagine di Cassino, pazzesca. Non so perché, cioè, come sia stato possibile. Poi io la conosco soltanto come sempre la stessa cosa. Io non mi ricordo cosa è scritto sul libro, se 42 o 43, perché c'era il Covid, dovevo decidere perché alcuni perché naturalmente la mostra per il veterinare stava aperta a caso. Non so quale sia la possibilità. È veramente... E poi è buffo che è sempre indicata come cartolina. Se vedi il problema c'è aperto il manifesto. Sì, beh, comunque è concepito come Però ho trovato solo citato. C'è la faccenda di una chiavetta dei
i signori costituito hanno gesticolato. Una scomparsa che adesso posso sperare che la sì, spero che non ti sia troppo accettato.
Ecco.